Il mondo dell'imprenditoria e quello delle istituzioni insieme per ragionare sulle azioni da mettere in atto per prevenire il rischio concreto di infiltrazioni criminali nel nuorese, minacciando lo sviluppo di un territorio afflitto da croniche difficoltà. Si intitola Rilancio socio-economico del territorio provinciale nuorese e il pericolo delle infiltrazioni mafiose, il convegno tenutosi questo pomeriggio presso la Camera di Commercio di Nuoro. Un titolo che può essere interpretato attraverso due chiavi di lettura. Il territorio per svilupparsi deve liberarsi dal crimine organizzato. Al contempo la minaccia del crimine potrà essere allontanata se si raggiungerà uno sviluppo economico sano e in legalità. A organizzare il convegno, che ha visto gli interventi tra gli altri del procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio e del procuratore distrettuale antimafia di Cagliari Rodolfo Sabelli, è il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, che ha già affrontato il tema in più comitati di ordine e sicurezza pubblica. Il territorio comunque è ben controllato e i fenomeni sono ben monitorati. Ciò non significa che non bisogna stare attenti a determinate infiltrazioni, a determinati movimenti. Certo, la presenza di carceri in provincia di Nuoro di un certo tipo porta l'avvicinarsi di certi personaggi, per cui c'è un pericolo da questo punto di vista. Il territorio si presta ad investimenti, sono arrivati i fondi del PNRR che sono fondi appetibili, per cui bisogna tenere la guardia alta. Un impegno che necessita della sinergia delle forze dell'ordine e della magistratura, ma non solo. La Sardegna, non dico che è più a rischio di altri territori, ma è a rischio perché offre occasioni di investimento, penso soltanto al settore turistico, ma l'isolamento geografico favorisce quella distanza anche di luoghi che è una proprio caratteristica degli investimenti criminali. Allora ritrovarsi insieme non solo magistratura, forze dell'ordine, ma direi tutte le realtà territoriali, istituzionali e anche non istituzionali è una cosa importante, perché poi i segnali che portano poi a individuare gli investimenti criminali derivano anche da un'attenzione diffusa su questi pericoli.